Con il loro rock duro e provocatorio, i Rammstein sono pronti a far tremare le curve dello Stadio Ugano. Il gruppo heavy metal tedesco è atteso a Padova per la loro unica tappa italiana. Sono attesi in città 44.000 fan. In prefettura si è svolto il tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha disposto misure straordinarie. Lo stadio sarà presidiato dal secondo reparto mobile della Polizia di Stato e dal quarto battaglione mobile dei Carabinieri di Mestre. Saranno impiegate le unità specializzate, unità cinofili antidroga ed agenti in borghese per la vigilanza interna ed esterna dello stadio. I controlli delle forze di polizia ai varchi di accesso si sovrapporranno a quelli del personale di security disposto dall'organizzatore del concerto. All'interno dello stadio sarà realizzato un posto di comando avanzato dove opereranno i rappresentanti di tutte le componenti coinvolte nella gestione dell'appuntamento. Il piano di viabilità vedrà impiegati decine di agenti nella gestione dei flussi di traffico attesi sulla viabilità cittadina. Gli spettatori arrivano da tutta Italia e da 84 diverse nazioni del mondo. I biglietti sono stati venduti in Germania, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.